Signore e signori, buonasera. Benvenuti e benturrati a Montigia, a questo bellissimo cineteatro. Ed è veramente con grande piacere che anche stasera sono qui a rappresentare questa compagnia teatrale palaese che con molta tenacia, con molto lavoro, ha voluto donarci ancora un'altra serata. E a gentile richiesta, direi, di tutta la popolazione di Lupalau e dintorni, sono qui proprio per presentare ancora una volta la replica della commedia in lingua gallurese Turisti in Lupalau. E così diamo inizio ai festeggiamenti di Luca Rasciali Palaesu, in questo Gioia di Landagliolo, giovedì grasso 2011. Ecco, e che cosa voglio dirvi? Che ascolterete e sentirete una commedia spontanea, genuina, ma che sicuramente mette in risalto quelli che sono i valori della nostra cultura gallurese. Ascoltate bene tutte le parole, perché dentro ciascuna c'è un significato grande. E voglio dirvi che però la cosa più importante è che oggi, stasera, siamo usciti di nuovo dalle nostre case e siamo qua insieme per divertirci e farci 4 risate. Non voglio dimenticare ancora di dirvi che dopo lo spettacolo ci saranno chiacchiere e un vino buono per tutti. Però adesso gustiamoci la ciavana, questa nostra compagnia che rappresenta la commedia ancora una volta, Turisti in Lupalau. Buon divertimento! Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardare. Che caldareddo che c'ha stamani! Vai, non si può stare! Vai! Che dai tempo lo a Roma a fare sto travaglio, a farti la maglia. Questo sta travaglio a cominciare. Aspetta che avanti darci fastidio, mi! Di statiali lo faccio e di altro me lo pongo. È peggio caldo, vai, non si può stare. Che caldo che c'ha. Vai, caldaretto. Meno male che è arrivato statiali, se no con tutti questi debiti caemo come non arriva a noi. Ne sciaremo da questi debiti, poco no. Vai.
Ya è peggio lo caldo, ya. Nonna, non si può stare. Esci a vedere. Soli noi. E ci saranno a 30 gradi. Accanto a mezzodì sciopparemo. Guai. Sciopparemo accanto a mezzodì. Siamo da gusto, me, cosa la lista lo frito. También. A carico lo tempo è buono per dare un po' di ente a comparare. Andave. Muite per dare la messa a posto, è una concia che si pezza in latrina. Ma fa. Oh, per carità. Sonno. Erano i tre stamani quando sei tornata dal bagno. Va peggio per te. Sciuccati la cara con un poco di abbrisca e muoviti, che mi pare che sarà niente. Figurati là, allo sonno. A quel cazzo sia la notte. Guai. Buongiorno. Tu posati. Vorrei delle pinne. Sì, vorrei delle pinne per la mia ragazza. 36. No, la buona. 36 pinne per far scrivere. No, cara signora, noi le pinne qui non le vendiamo. No, guardi, le trova più avanti, stradone facendo nello stango. Non lo stango, non capisco com'è lo stango. Già è compreso a filo. E dicendo che vuole pinni pannatammi. Le pinni paschi in italiano si chiamano penne. Guardi, lasci perdere, mia madre non aveva capito. Me ne sono accorta. Come le preferisce, blu o gialle? Blu. Grazie, blu. Sì. Allora, blu. 36 sono 36, quindi sono 2000 lire. Pinne, corretto. Paga. Avammi pacco. Sì. Comprendi? Però dimenticavo. Sì. Volevo anche delle rosette. Ma cara signora, adesso non è l'epica delle rose, non siamo di Brano. E picca brano, ma che lingua parla? No, guardi signora, è semplice. Voglio delle rosette morbide da imbottire con prosciutto e salame. Basta. Che stai mangiando le rose con lo salame? Dai, in mezzo un coccaglio con la salsiccia. Io queste non le comprendo. Cosa dici? Oh, va. Foni, lupani. Non comprendo. Guardi, signora, se sono queste. Sono proprio queste. Quante gliene do, signora? 6. Reca, No. Allora, Sono le 2000, 2150. con le Sì, pinne. con le... Ma noi già non le possiamo chiamare né rose né È rosette. vero. Ma che accanto alla sera sono tosti come la paglia. È vero. Che non si intorta solo lupani, no? Certo. Prego. Però non ho finito. Aspetta. Sì. Ma mi sapete dire dove posso comprare delle sarde? Perché mi hanno detto che sono molto buone. Ma noi sante signora non siamo in vendita, non siamo di quelle. Oh, ma ti assetta concia, so chicken di pesce. A quanto pare la signora le piace il pesce usato. Certo. Tu già sei sempre con chi sono brinzioni. Cosa gli ho detto? Cosa hai Boh. detto? Guarda signora, te lo dico io. Sì. Per il pesce Sì. deve chindare la strista Chindare la tra Zicone e la Fontana Ecchia e lo trova lì a Capone. a Capone. Sì. Guardi, lei è troppo gentile, non vorrei approfittare troppo della sua gentilezza. Ma una ricetta particolare per cucinarla, me la darebbe? No, approfitti pure, approfitti pure. Senta signora, la notte sua è farinato e frisso Oppure? oppure nella saltaina. E che cos'è la saltaina?
grazie. Prego, prego. Ora vado al mare. Prego, Arrivederci. signora. Arrivederci, arrivederci, Arrivederci. arrivederci. Tu prendi mi segui! Vieni a occhi punto, no? Cara Gichita, quella locchia me la so parte. L'occhio, vai, per carità. L'occhio. Al Dio. Anda. Per carità. Aiutami a carenziare un po' di pezzi che mi accenna i pezzi li metti a posto in questo negozio. No, i cascetti li pidai, dove lo sposto la catena. Riesci a vedere? No, non si può fare nulla oggi, c'è un caldo di muro. E io mi poso e mi alleno un po' caretto. Oh, che caldo che c'ha. Sei sempre un po' caldo. Oh, che caldo. Ma allenala pure un po', vale. Che caldo che c'è. Guai, che caldo. Oi. Ma, no. Se tu compriamo la stagione quest'anno, via. Se tu la compri. Se la compriamo, se la comprare tu. Già la compreremo. Ma caro, vediamo giù al mare così. Non ti frischi. Frischi. Allora manco chissi, visto il caldo che c'è. Oh, mamma mia. Dov'è? Non si può Ti dipesi e te la picchi. Che non ci va bene. Regala pure a me da che ci vede. Regala un po' di giudea. Da. Non mi faccio male. Ma io muoio, non ti tocca vedere il fiasco. Anda Paldivo, sei tanto delicato. Poi che caldo. Che caldo. Riscato te. Oh, ma e chi sto lo pongo? Poni l'undioi, basta che la rimuti, ponici l'undioi. Poi, mamma mia. No. Ma caro. Buongiorno. E buongiorno. Chi saranno dicendo parolacci? Sì, Mariano. Vieni, figlio. Tu che l'hai studiato in scuola, il francese. Figura se ti riesci a accontentare questi due. Alors, bonjour. Vous parlez français? Un pempe. Ne può fare. Voilà. Oh là, pardon. Pardon. Chi si sono macchini tutto, parola? No, ma chi si sono scasciati di cialbette? Un poco. Figura cosa ne hai fatto qui? Ma, ti sono venuta a fare tutto questo casino. Che non sono state scasciate lampo, no? Certo. Ora noi cagare. Meglio dalla camera. No. Noi Ascolta il Paldivo. volete trovare chambre à coucher. Cosa c'è che diciamo un po' di cosci? Addio, Maida, vuoi cambari per col cani? Io quando intende roba di cosci, non comprende più nulla, non comprende. Vai. Maria Ru, te bella tu che levano una stanza a fittarsi l'andavè. La di villa tanto. Alors? Mais oui. Monsieur dice, chez lui aveva... Esce lui che cosa? Cosa ha detto? E un dietto che li poni? Sul taluletto? Le signorine dormono con me. Ma caro! Una a destra e una a manca. Ma- E
e io mi affinichiglio come una corria. E tu quando sera ti esci dal letto e ti cocchi sotto mano di cucina. Colpo di roccia a schina! Ti sarebbe piaciuto! Colcia a te! Non vi la fai! A danni contuna! Medio e medio due! Per carità! La casta! Io! Mandate una petrina chi da lo qui a casa manna! Eppure guarda ho da provare. Un bel diotti, cambiando di l'erba che ne sa. Cambia l'erba, cambia! Alors, vous allez là-bas, girez à droite, avant. Oh, ma tu t'es dit. Ne so capito, un capone della Iescia! Alors, avant, le capon de la Yeja. E già lei t'ha gattato. Sta bene. Sarà meglio. L'asciutta di l'aia! Mamma mia, che grazie di Dio, compagno, siete la cantando a cucina. Caglieti. E loro che ve l'hai gattato. Vostra comari. Certo che ne rende delle memorie. La media sta qui io. E poi con chi si mudiere che ma ci distratti, E non vi preoccupate. Chissà, ce l'abbiamo mandato da comare Petrina, e hanno solo allungano. Ma ci tocca aprire gli occhi, mi? Perché se no, chi di non è tedesco spapoglio, mi? La terza guerra mondiale ne pisano. Zitto, che arriva il nostro mudieri. Ma carità, no. Buongiorno, compà. Bella giornata oggi, eh? Buongiorno, com'è? Beata che poco di Silla. E tu preso là lo pane? No, ora andava là, lo so, voglio tu tempo. O solo, va che si arriva da tu. E accompagni io allo stampo. Non si sa mai. Tanto capazzo che tu con mare una gatta di cose da ciattolare, eh? Cos'è che voi non ciattolete? Eia, ma di cose di una certa importanza, Posso insomma. immaginare. Bene, noi andiamo, non si sa mai. Buongiorno. E poi non ci sarà nessuno che ci... Buongiorno, com'è? Ci siete? Com'è, ci sono io! Finiti, com'è, che voglio di fare un conto? Com'è, dite com'è. Guarda che cosa che c'ho oggi, com'è. Non si può stare, com'è. Non si può, Guai. E dite com'è. E non avete intesa che sa voce che c'è in giro? Ma com'è. Non ti salutano. Oh, com'è, cosa volete? Noi con questo travaglio siamo fuori dal mondo. Guai, per carità. Ma di un teseo. Oh, com'è. E cosa? Dice che Giovanna di Chigo. Dici che se ne è turata un delisone. Ma compare Chiddo. Cosa, com'è? Si la intende con una foristera? Com'è, cosa mi siete dicendo? E a bello più ciona riddo. Com'è. Boh, che l'ha visti. Cosa, com'è? Dici Chiddo. Poca cosa hai indosso. Com'è. Già è vero che c'è lo caldo. Chi si maccariano la favola. E chi erano i lumari. Già è vero, com'è. Ma Cosa, Chiddo. Dici Chiddo era calzone. Come, com'è? Diti. Dici che era calzone varato. Com'è. Cosa mi siete dicendo, com'è? E ti hanno parentizionato lampacci in San modo, no? Com'è? Chi sti turisti? Non aspettano da via lumari, no? Bah, sono nudi pari carrieri. Prima ce n'erano i due. Datemi credimento, com'è. Da chi sono nuda, già ci passa poco, ya. Guai, com'è. Magari ne domandano qualche informazione, io che non sarà stato così. Per fortuna con i nostri mariti già non abbiamo che si pensamenti, no? Com'è. Bisogna Davide. Vanno esagerati, no? Com'è. Ancora, chi lo paria così, ma se tu mi siete dicendo? Senti, Cosa, com'è? che Antoni me, Com'è? quando entra la gana, Oh, mi pesa in volo lo letto. com'è?
pesa pure piriulo, letto. Oh. Cumma. Solo è che io non pesa per la sogra, cumma. Così è. Beh, la che ti manda? Cumma. Fate di farmi gustare. Andare, cumma, ci dimo, ciao. dimo da poi. Andiamo più un capo di chi da cosa. Mi pare che ti saranno i turni. Ah, tu vendi, Diciamo. andame, meglio così. Andate a vedere, no? Sì. E beh, compare, a che vi siete occhiati? A che sta più alta o a che sta più bassa? Sono costata a figlio la pezza. Chissà con la latteria porca piena. Hanno sentito che punto, compare. Chissà se gli è piaciuta pure a me, bella piena, mantenga. Ma, vuole la di che verrà a accontentare per questa volta? Perché io parlo latte l'anno E arrendi chilo. Allora, Pare in casa sua. Buongiorno a te. buongiorno. Buongiorno Piri. Buongiorno. Come lo trovato? Così. Bagnate a rientri. Arrendi mantenga. Che pare che quest'anno ci sia un bel di movimento. E cala tempo si può ancora dirti. Di tutte le qualità ne arrende. Famiglie in tre, femmine sole, italiani, francesi. Pure là. Via da Calavagiano. I turisti non stanno a figliularsi se curioso oppure no. Cioè, mi vuoi dire che vi pone sta speranza ancora per noi? Via. Basta stare un po' attenti, bisogna fare cose alla cuata. Come se vai denti, stai a vedere che tu ne hai aboscocciato. Via. Ma non peschiamo con nessuno, me. Di buon cuore ti asciutta. Ancora troppo, io la sai che i nostri accanto a sbulicarli ti ne è passata la gana. Ah, pazzo, cacchio pure che sa fortuna. Fortunato. E non sono curioso io. E alla latteria come è messa? Ottimo. Un che stuccata mi farà di titti così, tanto pa. Già ci sarà tempo. Magari Ma mi fa sta il così. loco di Poccocchi In ci pensieri potremo mi fare fa i sta. conti. Boh. E voi dici? Beh, certo è che vi si polla qua. E tu, lo esso dello patrono di casa. Vaiata. Cos'è che ti dice a tu là? Nulla, così così. Nulla? E tanto a fuori fa piacere. Carità, ieri uscito. Buongiorno. Buongiorno, Cicchi. E tu? Cicchi, 2 panini mi servono per piacere. Oh, Eh. solo 2 panini. Pa 2 passoni. Giovanna, in questo periodo non è tanta, è di poco appetito. Oh, e comanda. No è chi sarà graigano. No. Di chi suiano vetti muri? Bisogna che sì. E tanto, perché non la posta in lumari? Chi l'aria le va a centrare l'appetito. Magari lo pala vecchio. Già la sai che Giovanna non è femmina di portare umano. No. E invece a te ti piaci. Cicchi, se mi dite che siete 2 panini per È piacere. vero, 2 panini, stanno gli attimi sapore. Ma lo si vedi tu caldo che c'è? C'è un caldo. Guai. Sono i statiali. È vero, so. Sei un con i panini e salutami a Pedro e a Giovanna. Andave. Ti ripongono nel letto. signori. Ciao. Guai, figlio. Guai. Che tempi che siamo conoscenti, figlio? Boh, vieni, mi pare i bagni e ci si portano i mariti.
Boh, sì, Dio Maria ne posta aiutare. Ci ha riapposto la mano, lo fuoco. Chi non la gatti nell'osso, non la gatti. Ma cosa siete timendo? Che si porti in abbasso? È una grazia. Non se lo piglia nessuno, no? Che solo che se lo piglia. Hanno le questa fortuna noi, figlio, non ti preoccupare. Non c'è pericolo. Ai carità, Guai. Non se lo piglia nessuno. No. Buongiorno. Ma, figlio di figlio, no che belluccione. Non si comprende, si è maschio o si è femmina. Boh. Mascio. E buongiorno. Buongiorno. E cosa le serve? Niente, davo giusto una sua. E allora prego. Maria Ro! Non c'è nulla che le interessa, Chici. È tanto, ma... Tanto cosa? Io faccio una cosa. E fa? Ando a portare per una zia Pidrina. Oh. Se no si va a citare. Oh. Mi tocca andare, ma... Quando anda, figlio, anda che si anda. È babbuto. Maria Rosa! Ma ancora. Lupani! Vabbè, si fa. Anda. Guai, anda. Oia. Fate insieme un poco di pezzi, che caldo che c'ha, mamma mia. No. Piglia questa cascetta, torna. Ascoltami un poco, Vini. Vieni. Cosa ti ha? Calma. Hai visto che ieri c'aveva Nenni con Chilco? E lui t'ha detto. E che noi ti immediati? Boh, non so. Ma c'è un rui in paesi. Ma, Camilla, ma Maria Rosa andà a È presa. andato in Petrina. Non è con Maria Petrina. E non è come di Petrina. Allora puoi dire che hai andato io. Oh. E cosa hai andato a fare? Hai da preguntare una cosa. Oh. Bisogno buono. Bisogno buono che aiuti ad andare. Sei sempre preguntando, non devi andare. Gli andava. E tu non andi agli luoghi, senza preguntare a me. También. Boh. Beh, Guai. io sono andando con Maria Petrina. Anda. Ciao, amore mio. Ma cosa ti è saltato in mente a venire in negozio? Non che non mi abbia fatto piacere, ma sai, non vorrei che i miei genitori se ne avvichino. Sì, amore mio, hai ragione, ma non riuscivo a non pensarti. Ieri sera in discoteca è stato bellissimo, ma averti solo la sera non mi basta più, perché tu sei sempre nei miei pensieri. Anche tu sei sempre i miei pensamenti, ma io di giorno lavoro. Dobbiamo stare insieme quando si può, all'affulto. Hai ragione, gioia mia. Allora approfittiamo di questo momento di pausa tutto per noi. A posto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signora. Cosa le serve? Cosa mi serve? Adesso glielo dico. Mi servono 2 bottoni. Come ha detto? Guardi, mi servono 2 bottoni. Come li vuole? Li voglio tondi e lisci. Come? Allora, Io ho compreso me o... li voglio tondi e lisci. Guardi signore, tondi no, ma le scirisci emmo. Ah, perfetto. Me li fa vedere, per favore. Io ho quasi visto. Come?
Guardi, me li faccia vedere. E pare che hai ragione Chilgo, mi pare a me. C'è che? A deve far vedere il bottone alla signora. Poi c'è un po' caffura. Scici tu, fora svinchia, colpo di cassarone. Che non so chi si, i bottoni che ci felice. Anda. Ma, Da figli tu. prego signora, guardi da questa perla se c'è qualcosa che le può andare bene. Ah, quanti bei bottoni. Chi sti zi? Tondi, tondi e lisci, lisci. Pacolatti non la so come. Non ho capito bene, però suo non è marito niente. forse ha frainteso. È un poco così. Ha frainteso, vero? Sì. Ecco, li ho Abbiamo trovati. preso veglia. Li ho trovati. Li ha Tondi, trovati? tondi e lisci, lisci. Perfetto, certo. mi dia questi, signora, Sì, grazie. glieli metto in una bustina. Certo, grazie. Tondi e lisci. Non sanno mai. Prego signora, ecco a lei. Quanto costano? 200 lire. Perfetto, ecco, li lascio qua, eh. Sì, grazie. Ecco a lei. Mi saluti suo marito, Palleo. Perché è simpatico comunque. Arrivederci, Arrivederci signora, arrivederci. Oh, no. Tanti saluti da zia Pietrina. Oh. Vi ringrazieglia. Bene, dopo le baglianti francesi era così contenta. Oh, contentata. Meglio Ma- così. E tu cosa fendi chi ha un lato a Vale? Ne ravvendi degli soi, cosa a me e cosa vai a fa? Comanda che sei scalenenti. Sono carriata un po' corrente, sono un po' in calore. Ma mi pare che chi ci in calori ci n'è, parecchi ci n'è. Beh, c'è che? Dice che ha trovato Maria Rosa e sono contenti, mi Oh, Pietrina. anda bene, anda, che ci siamo noi. Ma, È difficile. e passa di madrina. Undi? E chi? Madrina! La voce! Madrina! Oh! Oh, madrina! Lei? Come? Dai! Ehi! Oh, come? Lei di 5 minuti. Tanto tanto non io. stare me la tua Beata a voi, venite pusete di 5 minuti. Dai. Vuoi che caldo? Non si può stare. Non si può stare, che caldo è. Dove abiti una cosa fresca? magari. Oh Maria, falla limosina a mamma perché c'è qualche cosa di già di. Una gazzosa. Una gazzosa. Poco di gazzosa, poco di gazzosa. Mi piace. Ascoltate a me, da voi che vi siete andata a voi. Beh. Venuto è Chigo. Oh. Ecco. È venuto e ha preso solo 2 panini con me. Tanto. Vedi la canzone di che? Grazie. Ci un un poco. Poi che caldo che c'è con me. Vai. E tanto ha preso solo 2 panini con me. Oh. Tanto. E io ho provato un tagliallo. Fendi finta di nuda, amico, ma. E non mi è paruto un po' confaltato. E se n'è andato, battuta con me. Se tu esci la voce senza nuda no. Gli avete ragione con me. Già andiamo a vedere come andano a finire le cose. Gli avete ragione, Ma compare Piri non l'ha preso. Ma è andato in Pietrina con me. Ah, vero? Puro Antonio. Oh! Ma cosa saranno andati a fare con me? Ma già potremmo stare tranquilli con me. Già no è certo paese, no. No. Compagna mia, già non ci lasci la piena fuori, no. No, No, gli hai ragione. Già è così. Ma però, ah, che vi sono pensendi? Ci sono i francesi con me. E che so che sei francesi? Con me. Ci sono i francesi. Buongiorno. Buongiorno, Joa. Buongiorno. E come ti senti? Ecco, chi mi ha detto? Chi non sta lì tanto bene? Chilgo, non che sta vedendo molte mala puzzinosa che se le ponglia. Con chi sto dispiacere, mi fende morire di crepacori. Ha pure lo coraggio di farsi la dicendo che sto
succede? E cos'è successo? E mire che sedimentuati mi passa per tutto. E già mi face meraviglia che non hagi di inteso nulla. Ne è pieno tutto il paese. La sa di una piccola monte. E voi due? E proprio voi due nuda? Nuda, Giovanna mia. Nuda di nuda. Chi mi vale un raio e non mi muoia più da chici. Iddu. È scasciato di cervello. Che stai forestieri? Già è vero che ci facciano del qualche soldo, ma facciano dell'estra, pure alta qualche cosa. Maledetta Iddu, maledetto con questo contrasto. Ma ti ho dimenticato, pure Lucaia di comparà. Io quando ve le dico le cose. Oh, comma, mi pare che li conti so. Tu rendi, comma. Boh. Mi pare che il mondo si sarà svultulendo. Mi pare che sia diabete che svultulato. Ma avete ragione, No. Foristeri o non foristeri, a Lucori non si comanda. Oh, a Lucori così, certo. Mai a Lucori. Che vela com'è. Guai. Ma Antonio Beriu non sto sentendo un po' cabello. Ma, che ora è? Ma, mi pare di sì. Ascolta Maria Ro, fa un piacere a mamma, anda a vedere un che si sono trapintati. Anda, si Anda, non mi vedo, fa un Quando piacere. faccio un brinco di zia Petrina, anda, sarà lì chi? Quando ando a zia Petrina. Com'è? Posetti, un po' cadendo. Con questo caldo. Guai, Guai. guai, la coccia come vedo. Com'è? Hai ti Ma sta di un assillo, un marito, Antonio invece che sta. Ti villame com'è. Attenta che pare che la tiene posto un roccio che c'è da ingombare una scopa. Ma sono così. Io sono così. Che si può che calzare. Se ci riponiamo noi ci trapintiamo subito. Non siamo tanto abituati. No. Vedi, manco un pilo hai l'anghili, manco uno. Io sono così, com'è. Io sono così. Ma ne andare un coglio, figliole di villa. Mi pare che non era manco l'unghi. Guai. Che meraviglia! Che posti meravigliosi! Beate voi! Noi smog, nebbia, Sì. voi mare, sole. Meraviglioso, meraviglioso. Non so quale scegliere. Poi vediate le tutte così belle che non so quale scegliere, no? Vediamo un po'. Ah, l'ho trovata. Trovata, signora? Questa con la roccia dell'orso. È così particolare. Deve essere bellissimo poi. Poi si potrà anche andare, vedere. Sì. Sarà un bellissimo panorama. Sì. Guardi, sei cortese, me la puoi indicare? Come arrivarci? Come? Non c'è domanda di nulla. Senta, signora. Dica. Ma lei è per i piedi o in macchina? Io sono a piedi perché camminare fa bene, mantiene in linea. Ma si alza l'osso che si scoppia. Ascolti, signora, Mi dica. guardi. Io glielo inietto. Me lo inietta? Io glielo inietto. E poi... Come? Aiutati, ma dica. Così è. Allora, guardi, signora. Dica. Lei adesso deve uscire dalla bruttea. Va bene? La bruttea. E deve scansare il muro. E poi la prende lunga. Ma lungami, signora. Ma scusi, cosa devo prendere lunga? La strada, signora. La strada. Dimmi tu cosa devi da lunga. Oiaia. Poi, a fine dell'alzata, c'è un diroccatoio. Guardi, se lo vede è lì, è a occhi. Il diroccatoio lo vedo e lì a occhio. È a occhi. Poi, insomma, una volta che sale su, se non la trova, pricuntia. Ah, ho capito. Pricuntia, sì. No, non per la sua spiegazione, perché è stata molto chiara, ma se non trovo, precunto. Pricunti, Oh. lei ce n'è passone chi è. Va bene, allora. Precunti. Va bene, allora precunto. Mi dia pure il capo. Sì, gliele metto in
una bustina, Sì, signora? mi dia anche il francobolli. No, il francobolli allo stango, signora. Lo stanno. Va bene. Anche lì prepunto se non lo so. Sì, lei 3 punti e non sbaglia. Va bene, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Mi deve pagare le cartoline, signora. Che sbadata. Comma. Va bene. Quanto costano queste cartoline? 1000 lire. Caspita, belle ma care, beh. 1000 lire. Vale la pena però, Tenga, signora. Grazie. Grazie. Arrivederci. Fortunate ancora, Arrivederci. 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 Sono tutti così. Va, comma, guai. Per carità. Ma le valdette così culte le va? Comma, l'incontinente. Guai. Per carità. No, non so più tempi, no. No, comma, faldeo. Mi pare che saranno tutti un poco... Oh, Io non la dico, me. Per carità. Guarda che caldo che c'ha. Ah, la buon'ora! Ah. Palduti, ferati. No. Ecco, ma tu c'hai una piazza. Dimmi, no, le pettine non bisogna manco arrivare. Però si poteva gli assembro quella cosa una canto prima, Io credo. Vabbè, certo, cosa vuoi? Però si conosce un sacco di gente, quindi è cattivo umano, che fa in piazza, c'è passata lui. C'è passata. certo. Però, si poteva, già vi promettevo che andiamo. Certo, è necessario che andate di per andare. Cosa vuoi? Cosa hai di fa? Queste cose importanti, com'è? Ci di essere cose importanti, Chisso, certo. Allora manco. Guai, per carità. Oh, Biriu, ciao Antoine. Chi sti sono i francesi? Ti ha tenuto che un bai e bai? Ma come? Chi non ci siete arrivati, un depitrina, no? Ma l'ho compreso tutto che stanno bene da un depitrina. Mirecchi, non c'è scritto vorrà la lustellio, me. Perché una volta isciuti, Ti villa, comare, ti villa. L'immaginazione che tieni ne fa capo. Certo, E la sai che queste cose, un anno lo so. Magari. Manca pensamento, figurati. Dovremmo girare più presto come le vai di... Giustamente ne valo... diciamo io. Arrivederci. Arrivederci. Allora manco. Boh, tallereggio che c'è. Io non comprendo. Pudito videola asciutta a circarvi. Esse palduta per i carreri. Vedi essere umeli oggi i carreri. Guai. Millami. Ma chi in ciniseti? Non voglio più lo, conderati. Era ridendo informazioni, video. Certo, io circa tutta la... E a noi era per il corromano della furca, no? Certo. Io voi te a dare messa a posto che è tanto che mi dice della bruttia. Chiudiamo, Paldeo, chiudiamo la luna e chiudiamo tutto, dai. Io. Ma forse un po' della mia vita
ti nascosto, voglio dire a tutti che ti amo. Non siamo di pazienza. I miei genitori sono antichi, sono un po' aresti con quelli di poi quel tempo ancora. Tu sei un buono tesoro, bisogna affrontarli e raccontare tutto. Ti amo! Ma che urlando così? Cosa ho da te? No, se ci riconoscerlo, mi chiamo Filippo. Chissà ancora chi ci potrebbe essere. Proprio il vizio. Cosa è fiacchinenne? Sicuramente raccontò più tu la mia. No. Cosa significa fiacchinelli? Tiralo che la spiegazione, passi da qui. No, va bene, anda e cerca un dottore, Baldeo, anda subito. Guai. Oh, che caldareccio. Guai, sono cusciumiente. E che caparello pesuto, cacchio. Guai, sono tutta buliata. Cicche! Oh, cicche! Lo zucchero è arrivato, Dio, ma lo zucchero è arrivato! Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Maria Rosa è venuta a Marco, Sant'Antonio, vedi, chiamatelo di nuovo. È andato via a cercarlo, speriamo chi. Guai. Cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cosa ha mangiato? Non la so. Io sono come teta. Che si sono perdute? Oh, Cicchi, Michi è arrivato il dottore e hanno avuto. Sta cagando se non la spiaggia, La gioia si condivide sarrara, dicio sicuri caia pure be, la nit, cosa vale niente di grave, però capitemi, è vero, nelle mie condizioni io non ve la posso esettare. Detto tra noi e con rispetto agli disturbi non posso usare, perché se mi parte qualche punto No, meglio che non la pisemo. me la volete in un'altra parte, sì. Ma figliura, vedi che cosa che mi hanno fatto gli stessi. Vedete levante tutto. Oh, yeah. Cosa hai figlio? Oh, Cicchi, non è che fa piacere un posto che mi odora le mani. Era lo mare, Fodù. E gli assidi che la figlio Maria. La steda mia da letto. La steda mia. Aizza, più la tocchi e più si addrizza. Donato. Meglio ti senti figlio. Esci da qui tu. Un attimo che la vedo a te cosa qui. Per banco. Calma. C'è più di che una salticcia, ragazzi. Certo, tutto. Si vedete una Bene mossa, dicendi, era al mare, sì, che la figlio Maria. in compagnia, è vero, di amici. Verrà Bastiano Cunnera, Luigi e Tonio della Mutta, me lo però detto me. Fateci l'elenco, vedete la stella. Calma, per bacco. Cosa? Una me ne corrisponde così. Un legale così. Che se li piace. Un vinello. Occhio di pernice. Non vi dico. La volete zitta, Calma, ti aiuto. Allora, è vero. Dunque. Poco, vedi? Con calma. Con calma. Tu, chi sto? Ma non ce n'era altro dottore? Ehi. Va a cercare cosa poteva.
Sai che sono tutte piene di cose. Li stendi, ma ne pinato la valigia del robo. 2 medaglie di salamo. E l'altra da detto, veramente non c'è rispetto manco per il dottore. Più. No, è due gatto le pezzi che mi sei. Non sono calagliati. Ma salamo non vi ne arbarato. Giore. Finalmente l'ha già avuto. Me l'ho fatta. Forse ci riesci di visitarla. A chi è Calma. Esci tutta Figliula. Ce n'ha l'alghem. Apri. È esagerata. Non c'è di mettere dentro la lampadina. Così, brava. Bene. E allora, vi dice, io questi dirittini, venendo allo mare, vero? E mi piace da cantare ai minori, non so con età. Tant'è che mi ha fatto me l'hanno regalata per la verità. Una camerata di trattori, c'è che lo Mariuno di un puzzo, non so che lo conoscevo. E me la metto qui, me la metto, io mi metto solo Cristi di come ti rendi, ma da una parte dall'altra. La che mi rebocca, mi resti. Io è muito, figlio. Per carità, di te. Vedo le conaretti, aggiù la cosa, una rettina, piano, alle conarette. E fino le conarette. Mi piacciono. Pensi sarà di vestiti che vi piace. Vai, tutto. Ah, calma. Siamo calmi. Che misuriamo la pressione. Vedo come sei. Come? La che devi fare? La che devi fare lo dottore? Non siete bene. Che già non sa quello che fai. No, chi sono la so. Allora, vediamo un po'. Fallo un po' curare questa stella. No. 1,30 da danza è buona. Ad aretto l'ho già misurato, però la danza è buona. Dai. Ehi, la Calofacchi, gli assalo caffè, non ti preoccupare. Prova e ve la vai alzati. Poco, piano. Allora. Pa combinazioni mi ha avuto. Sì. Pa combinazioni. E caglio queste compagne di merende, vero? Di 33. Fa un respiro. Fanno uno più in mano. Uno più in mano ancora. No, non c'è niente di grave, Stai tranquillo. Oh. Te lo dico che non era lungo. È così, troppo caldo, troppo travaglio, poco dormire, una cosa misciata all'altra. Vi darete che non sarà nulla. Speriamo che sia così. Ma intendo che hai la mazza un poco tosta e gonfia. Queste cose che tu non hai ricevuto, beh. No. Lo dottore, io sempre ricevuto tutto. Tutto. Di villa. Fino alla niente, per piacere, uscite che gli devi fare una visita un poco più accurata. Poco non sei. Ma è carità, poco no. Ma Maria Ru, dimmi la verità, non è che gli ho inteso che sei innamorando con questo giovanetto di fora, non è qualche burla che ti ha fatto, no? Ma, e come ti senta, Vale? Un poco meglio, ma hai un poco di malagana. La malagana mia, Maria Rosa mia, le tue condizioni è una cosa normale. Ma che condizioni sono? Che condizioni sei, Maria Ru? Sei in condizioni che non ti sei resa conto che sei graida. Gradalo tutto un po' solo! E vedi che era la ottabona. E poi sappi una cosa, che chi si ribusa le bastano un tratto un asciutto e ha fatto bene, io la visita l'ho finita. Pare che Come siamo andati?
Niente di grave, niente di grave. È una burla che va fatto stravedola, gioca, giochendi. Capito, Mete? Però non niente di grave. Tra qualche mese sarà tutto risolto. Tutto risolto. Piuttosto mi raccomando, una visita periodica li vedi qua. Sì. Ma si risolve tutto in poco tempo. Sì. Tanto meglio Tutto possibile. tranquillo. Tutto tranquillo. Capitemo. Ascoltate, no, le giocattoli vedete niente perché vi polisi fi. Mi dite solo che so cosa che suona, palucate lì. Chi tu è? Sì. Bene, no, non mi basta uno solo. L'altro vedete niente. Sapete, queste di giocare. Bene. E tanto tutto, quanto voglio di dare? Nuda, niente, per il momento nuda. A vedecci Saranno sani, là, a vedecci. là gli mano di piglia. A vedecci sani, a vedecci. Vedi tu, ma figlioletti cosa me ne fa? Ma figlioletti cosa... Siete parlando delle pezzi, lo tutto. Ma figlioletti tu... Accompagno io. No, mettiamoli nella borsa, vedo. La giuniti forse, non fa di Da che giurista del fatto che me l'apre fai con coso. Oh. Tutto. Ditemi. Visto che siete andando e che tutto è bene. Non è che la stella dalla costocchi. Oh, che ste ciattolugine. No. Poi sta rane, ma noi l'occhio. Maria Rosa Vera. Cicchetti, la giuditta che noi eravamo animali. Ma come? Sant'Antonio Verdi, grazie a te. Dugna male sia così. Oh, vigiuletti, l'ha trovato un colore. Torna tutta bianca e rosa. Che bellezza, che vedosa di stella. Certo. Però... Cosa io ha? Aspetta. Cosa c'è? Avanti, va così. Aspetta. Cicche, i pinnoli sono turcinati, Maria Rosa e Pastò. E Pastò. E come dice che c'era l'unica gli hanno avuto è svenuta due occhi. È venuto allo dottore, visitata là e pare che non sia nulla. Pari. Però Giovanna, chi se ne intende? Ha detto che è tulcinata e li parlava a postocci. E tanto li fanno pure le mani. Giusaria. Tocca andare a zia Mariana. Andiamo a chiamare zia Mariana. Andiamo a chiamare. Andiamo. Zia Mariana. Mariangela. Zia Mariana. Oh, zia Mariana. Oh, zia Mariana. Usaku. Giovanna di Kigu. Faletti per piacere che abbiamo bisogno. Che bisogno hai, Giovanna? Zia Maria, si falete e fate lo piacere di punire le mani a Maria Rosa di Viriu, perché pare che si laggino i postellocchi. Aiuto mai postellocchi, se lava i postocchi. Falete per piacere che abbiamo bisogno, zia Maria. Un desente, zia Maria. Vengo. Zia Maria. Che dolore è dalle cavolo. Ecco musette, zia Maria. È tutto bene. Tutto bene. Disturbato, voglio, zia Maria. Posata in casa ero. Ascoltami l'ho comunicato. Dopo mi ha ascoltato Malico, buongiorno. E cosa gli ha? E vi piace? Tu cazzettino usato e già mi piace. E ci passa di loro. Grazie, Mariano. Buongiorno. Tutto bene? E tu, Cicche, come stai? Bene? Zia Maria, già siamo vecchie. Che caldo che c'è. Non c'è mai nessun caldo. Bene, si può stare. Tutto bene. E tu, Bagné, come stai? Bene? E tu, Cicche, tutto bene? Zia Maria, a voi. E Antoni come? Biriu. Biriu. Vedi, è Lucato. E Biriu come? Antonio. No. E tu, Gianna, come guarda te? Sì, ma si è cresciuta come la pulpa. Ma lo so. Che caldareddo. C'è di morire, zia Maria. E tanto cosa è successo? Cosa è successo, zia Maria? Sei seduta male. È svenuta due occhi. Non saranno. Quando abbiamo chiamato i dottori e visitata là e pare che non abbia nulla. Che già non saranno. Però Giovanna dice
dice che le parerà a postocchi. non ci desi. Tizianetti, C'è un caldo. che se ti dice? A giudici nuda? Perché sono piccolo. C'è di morire. Cosa faremo? Ma ricche, tu poco d'oggi. Lei lo sali grosso. Vuoi cantare bene dalla mia musica? Io? Proviamo a vedere. Che caldare. La poniamo un po' di Aspetta che pongo una toaglia, sempre meglio fallo bene. Che bella che sta tutta che sta male. Tu metti a ricatto. Aspetta, figliula, Lea, Lusali, la tazza. Lea, Lusali, la tazza. Lea, Lusali, la tazza. Lea, la tazza. Ma siete svenuti? Andate a sta cicca, grazie Maria. Un pisciaiolo non l'hai baci prima. Chi stai? Che cosa Che dammi. Come figlio? Che dolore dalle carne. Vuoi cantare? Ti hanno preso a rubare? No, chi sono? E alla stella hai gastato. La verità. Maria Rosa. Oh, chi non annuda! Oh, che ti fila per piacere! Tu non l'ha fatto, non l'ha fatto. Non faccio fatto No, visto che sei divalata, fateci che sto piacere. Tanto, Ietaci chi sei, la troviamo a punire. Mire, avete a vedere che chi sta oltre di ragione. non fatto, figlio, come ti senti, Meco? Che si rendi? Mi pare che non mi metto le parole. Stiamo andando Oggi ce le musciorate tutte le me. Ambarabacci, cicco. Come che facevano l'amore con la figlia il dottore. Ambarabacci, cicco. Chi se ne sta di barabba? Oh, che non annuda, che mila, io mi ti faccio i miei amici, non guardi alle passate. Ma lo dottori cosa fa? Lo dottore ha detto. Cosa fa detto? Lo dottore cosa fa detto? Davvero, cosa ha detto? Cosa fa detto? Cosa t'ha detto? Dilla, Cosa t'ha detto lo dottore? Il dottore mi ha detto. Simona, fai là, dillo che t'ha detto lo dottore. Ma ha detto che... Ma per caso, no è che sarai graida,
carità. No. Uai, non ve la faccio, non ve la Mi pare faccio. che sarà rienni, me. Ciao, amore mio. Ho sempre visto che eri il dottore. Non ci sono problemi, tutto bene. Tutto bello che bene. E di problemi ce n'è, una tanga ce n'è di problemi. Il dottore mi ha detto che è graida. Graida. Graida è. Amore mio, ma è una cosa grave, si può curare. Tesoro mio, sono incinta! Che bene, ma regalo, che bella notizia. Faccia canotti un regalo di aveletti tuoi. Vedi, figlia, se Vedi. come mi ha fatto il lacchino. Cicchi! Che cosa vado arrincato? No, l'avventurato, io sono E cosa vi è successo? Zia Maria, chi sta già in stima? No, Chi sta è una stima? no, Più che già stima, a me mi pare nei colpi del rock. Asciutta roccica però. cosa sarebbe tutto questo raggiccorretoio? E tanto non avete compreso tutti che si cifrioni cosa so. Sono allisciamenti che l'hanno fatto i turisti francesi. Oh, Che appresso però vi l'hanno fatti un poco vissuti le carezze. Così. Ma di da me a che cosa? Cosa? Era Faeda. una pitrina che vengono questi turisti che non ne No. compare più. Frodi. E compare Viriu che cosa? Oh, non è mai venuta, mi. Non la ti venuta. No, perché me ne era una meschinaccia. Mi strasciata la dita del come era fuori, bruciata proprio. Giustamente compare Viriu. E è passato, lui ha chissà, non so con crema, pastina, non so con cosa questo era. Che cosa? È un livello di passembe la crema. Meschanera era tutta bruciata la schiena. La schina solo. La schiena un poco più in Venga chi sì. E in chisso è asciutta che sta mannaccia. Intendersi. Ha cominciato, preso solo gli indioni, se non ce ne fuggiamo da un tempo, ci ristrasciano tutti. Già, vi ne hanno dato poco, ya. Lo capo vedi a aprire, figlia. Ma io compreso tutto che stanno bene da andando a Petrina. Se no che belli che siete infatti i turisti. Tutte e due a mano. Hanno fatto venire al gogna. Ma che state pensando male per caso? No! È stata una cosa mai compresa. Ma inutile quando lo fai nella stessa lingua. Ti dici neanche a comprendere Giulia. Ma compresa. Oh Antonia, andiamo a fare i conti in casa da poi. Anna fa bene, poi non sei manco un letto, non sei. Anna Baldeo, Anna. Sposati. Cosa ti chiedo me? Anna, papà. Voi uomini mi metti lo schifizzo, siete tutti gali, buoni a soffrire le vostre femmine e poi c'è il cavennante. Una passata di scapizzone ve l'aveva data un'intera ancora. Chi questi bracci chi gli è tutto, e puzzi non si ragazzi, e chi non ne cambia più manco uno pascalmente. Oh, zittimi, ma ti fa operare l'occhio, ma ti fa operare. Sì che calmati, Gli esseri islandesi questi turisti. Mamma mia. La sai? Che la sai? Dai, chi la sai? Chi sei tu, me scascio? Io, cammi a casa, io. Comodo, prima ti devo che l'occhio coralti, e perché se ne sono andati sei diventato tutto ciammeli. No, caro Kilgo, onde ti hai passato lo stadiale e ti passi pure lo arro. No, la retta che si quattro giovani che stai intimi, a chi si lui Porta Rica da poco. Già la sai che sono più riditti che li va. Sono più rifatti. Io. Torna che mi manca. Ti manco io o ti manca la ziracca? Tutte e due. E chi è la fretta? Io la sapevo che
era chi sono appresso. Io che se non mi invioli di cacarà. Non mi toccare, non mi fanno sorrisi. Ti do con una sgranca. Andati, vergognoso, ma ti sei vignato, Giovanna la corrutta. Io. Vergognati. Se vuoi battimi pure. Però te me la volevi. Ti ci l'aria proprio una bella porta pure a te, ma ci sono convincenti che i palloni però chi stava l'ultima volta? Chi deo nelle bariglie? Ti giuro che non figlio una raglia per una femmina. Che moglia in palto e che mi vale un lampo. Andate, ma chi sono stati palloni, ma chi deo tenere in bariglia? Non ci basta chi c'era di noi. Giulia Pudichistu Giulia. Che cosa ci sarebbe di nuovo? Da chi intende Sono alcuni a posto le cose. Da chi intende avere un gioco? Saria che chi su mali di Tovidola, fra 5 o 6 mesi già le passa, ya. Non mi dici E la compensa. che te l'ha fatto Luca Giullotto, no? La compensa. Brutto farabutto che non sei altro. Bello puglitinimi! Poi pregare che so un po' sciambarato. Caffè. E tu Mattessi, non fai pensato 2 volte. Ma anche la resa la beffa della carriera. E da poi non verrà nuda in denaro. Comunaremo noi tutti che si debiti caemo. Non vi difetti la vergogna, compa. Che stu giovane, già buone intenzioni. Che è peggio Luca e ti combina tuia. Ma vabbè mamma è nai. Oh va, già noi non mandoni che si sia. Lo babbo dottori, nella casa in puta Saldegna. E noi ci volevamo sposare. Caro signor Birio, le chiedo la mano di sua figlia. Esce, se non la ti rapiti tutte e 3 come si fa in dretto pure. Hai capito cosa ha detto mio padre, picciò? Più o meno l'ha presa bene. A Malagana l'ho presa. E già l'ha presa Meduida, ya. Noi ci sposiamo perché ci vogliamo bene. Ma correda mi figliozza io vi lo voce. Grazie mille, comma. Ammettetemi che continentali, milanese, chi oggi è chi, ma domani che ne sa? Chi Deo vi la mandi a Vona. E meno male che è milanese. Posso di cocco. Ma è figliolo di un dottore. E siete figliolo dei dottori? Tranquilli. La cosa anda benissimo. Non vi smenticate che la casa in Punta Saldegna un valore. Biri, ormai lo danno è fatto. E tocca da appostare un coglio. Così è. Poi noi manco così, vedo giovane. È bello, è bello. A me le piace. Bello giovane. Così è. Non poteva mancare. Figlio di un collega, è vero? È milanese poi. Hanno fidoli masce di Nacalash. Già è vero che l'ho detto, dici, mudere boi delle lochitui. Ma, gli andrà bello stesso. Io c'è che? Pera sul fiasco. Fratelli, tanti cazzi, buona vita. A unite e facciamo festa. Tutto. Si mangia e si... Ehi! Zia Marianna, un bicchierino. È pure vero. Non mi facci male, zia Marianna. No, non mi mangi male, poi. Da poi non fa mettete le cose. No, già mi lamento. Dire. Un altro. Zia Marianna. È buono. E ancora dei dolci.
Prego, si micchi, ci si mangia, mio. E il dottore c'è, Zia Mariagno, la data, io la giurenza. No, non l'Antoni. Antoni, te Anto. E così. così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di